Intanto Allora, legge le dichiarazioni. certo, do voce al mio assistito oggi assente e dice: Gentile Presidente, gentili componenti la Corte che mi giudica, signori pubblici ministeri, rinuncio alle dichiarazioni spontanee. Mi limito a ricordare che di fronte a voi ci sono, con tutti i loro diritti e doveri, esseri umani e che come tali non dovrebbero essere sottoposti a mortificazioni al di là di quelli che sono ancora essere reati presunti. Assaggiatore, scene orgiastiche, situazioni bacchiche offrono una triste e aberrante descrizione della realtà, offendono l'imputato che ha sempre e comunque il diritto costituzionale, articolo 27, alla presunzione di innocenza. L'interdizione perpetua ad avere qualsiasi tipo di incarico che possa avvicinarlo a minorenni si commenta da sola. Si commenta con la realtà da me onestamente testimoniata. Né nudità, né balletti osceni, né minorenni come vittime sacrificali, né tantomeno rapporti sessuali alla presenza di chiunque. Non ho invitato Ruby, non mi ricordavo di averla conosciuta, non mi sono minimamente interessato alla sua età. Dunque non ne ho mai riferito ad alcuno. Grazie comunque per quello che questa Corte farà nel rispetto della verità, quindi della giustizia. Emilio Fede. Questo ce lo deposita.